Si è conclusa con la messa solenne delle 18, presieduta dal ministro provinciale padre Roberto Brandinelli, la festa della traslazione delle reliquie, seconda festa antoniana dopo il 13 giugno, che ricorda il ritrovamento incorrotto della lingua del santo avvenuto l'8 aprile 1263. Nella basilica, accanto alla comunità dei frati, le associazioni e le confraternite antoniane, i numerosi devoti accolti così da padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo. È evidente il prodigio, ma credo che Sant'Antonio sia contento se stasera noi diciamo che il vero prodigio è lì dove anche noi sul suo esempio diciamo il Vangelo con la nostra parola e con la nostra vita. Un miracolo che parla al nostro tempo per la forza che Sant'Antonio usò nella sua predicazione, fortemente intrisa della sua stessa vita, così padre Roberto Brandinelli, ministro della provincia italiana dei frati minori conventuali. La lingua incorrotta del santo è un segno forte e prodigioso della sua predicazione appassionata della parola di Dio. Una parola che Sant'Antonio conosceva molto bene perché l'aveva studiata e perché continuava a meditarla e a pregarla. La predicazione di Sant'Antonio è stata sicuramente anche una predicazione, lo sappiamo, coraggiosa, sferzante verso i potenti del tempo, gli usurai, i peccatori. Ma in fondo all'origine di tutto, anche per Sant'Antonio, c'è stata la sua libera scelta, libera e responsabile, scelta di seguire la via del bene. Al termine della messa, la solenne processione all'interno della Basilica del Santo, con la reliquia del mento portata a spalla dalla Pia Unione Macellai Militi dell'Immacolata, che si è conclusa con la preghiera di affidamento e la benedizione con la reliquia della falange del dito di Sant'Antonio.